Allora, siamo qui dal Giorgio Bellemo, presidente di Ascot. Senti Giorgio, dopo c'è un po' passata, siamo sempre un po' in corsa. Giorni fa sulla stampa è venuta fuori una tua proposta di candidatura del Leo Ranieri, che è consigliere comunale ma anche diciamo, rappresentante del mondo del turismo, come eventuale nuova new entry nel consiglio di amministrazione di Aspo, che ci sono state le dimissioni di Gambatto. Ma la tua era così una provocazione o sei veramente interessato a questo? Andrea, uno può dare la lettura che vuole. Avevo letto anche questa dichiarazione del vice segretario regionale del PD, Lucio Tiozzo, che diceva è giusto, opportuno sostanzialmente che ci sia stavolta un rappresentante locale. Noi intanto difettiamo sulle rappresentanze locali, Andrea, nel senso che siamo una città in cui continuiamo a farcene male. Leviamoci un occhio, così altri gliene leviamo due. E quindi una volta che c'è da eleggere qualcuno in qualche organismo, non ci siamo mai. Se ti ricordi in passato, le elezioni provinciali vedevano sempre candidati a Chioggia, gente di Mestre, non ultimo oggi il senatore Della Torre, vuol dire, quindi abbiamo sempre declinato queste cose e in qualche maniera non siamo mai stati presenti. Poi ci facciamo del male. Detto questo, uno deve avere delle caratteristiche anche credo per fare ipoteticamente il presidente di Aspo, essere iscritto alla Camera di Commercio, queste cose, caratteristiche che per esempio io non ho. Io sono un finto umile, sai, che dice ma io non voglio fare, non è mica vero, tutti noi vogliamo arrivare a qualcosa. Nel caso mi mancano quelle condizioni per poter in qualche maniera ambire a questo ruolo. E qua si potrebbe aprire una polemica che sono stato pensato con Ascom in passato, ma non è il caso adesso, non è questo il punto. Io faccio un'analisi molto semplice, Andrea. Tu hai che il Ranieri oggi e comunque siede nel consiglio di amministrazione di Aspo, credo da qualche anno. Adesso non so se c'era quando è stato deciso questi bomboloni o no, non lo so, però lui sicuramente siede nel consiglio di amministrazione dell'Aspo. È vero che il consigliere comunale, quindi insomma, esprime in qualche maniera, anche se vuoi, la rappresentanza della città, ha questo ruolo importante nel mondo del turismo, a livello regionale, voglio dire, anche presente come il mare, quindi voglio dire, io credo che i bomboloni a Chioggia confliggano, indubbiamente, confliggono a prescindere, ma a maggior ragione quando tu hai che fare una città turistica. Cioè, io ho detto a suo tempo, in termini sospetti, che è inconciliabile correre per la bandiera blu o bandiera verde e poi avere i bomboloni. Quindi voglio dire questo. Allora, avere una presenza di un tuo operatore, un'espressione anche abbastanza autorevole, che possa sedere nel massimo livello dell'Aspo e quindi dimostrare in maniera energica la posizione contraria, l'ho pensato, nel senso che non è poi, anche perché in questo panorama, in questa città, voglio dire, non è che ci siano tante persone che possano in qualche maniera ambire questa cosa, quindi io vedevo raccogliendo questa provocazione di Tiozzo. Poi se facciamo un ragionamento molto più ampio, di dire il porto oggi di Chioggia ma aveva visto un sistema diverso, e Camera di Commercio e Venezia e Rovigo, qua vabbè, come tante cose, però credo che questa città possa avere delle espressioni, cioè io mi rattristo quando vedo rappresentanti di amministrazione direttamente o con ruoli secondari, gli organi che controlla, o anche commissioni ministeriali che non ci rappresentano i locali, ma è possibile che Chioggia, 49.000 persone, non ci sia qualcuno che possa ambire a fare l'assessore, il membro della Consiglio Guardia di Venezia? No, sono queste cose oppure che noi andiamo sempre alla ricerca di intelligenze esterne, come per dire che da noi non ci manca o le nostre forse sono inquinate, e questa è una cosa un po' antipatica effettivamente. Quindi la mia non è una provocazione, è una cosa che invece ho pensato, poi non conosco le dinamiche dell'Aspo e dei commercianti come funzionano, insomma. Va bene, vedremo prossimamente chi sarà questo nuovo presidente di Aspo e come si collegherà col discorso del GPL. Non c'è dubbio su questo, anche se devo dire, Andrea, che ad oggi, al di là dell'opera meritoria del comitato, e qua avrei qualcosa anche da dire su alcune scelte che dicono non votate il referendum finché la regione ci sia, non condivido, però voglio dire, è una scelta legittima. Non ho visto però ad oggi, Andrea, una chiara presa di posizione da parte di tutti, capiamoci, no? Manca queste scelte energiche, no? In termini economici, non le ho ancora viste. Anche noi siamo in ritardo, noi ci stiamo in maniera strutturando, cioè abbiamo il nostro incontro con i nostri soci per decidere che contributo, se è caso di darlo, a questa azione importante contro il GPL, ma non sembra che altre blasonate sigle imprenditoriali o quant'altro di Chioggia siano uscite in maniera chiara e evidente su questa questione.